Stiamo assistendo alle ultimissime prove della Passione di Cristo che si svolgerà a Cianciana il 14 e il 15 mattina. Siamo col Presidente dell'Associazione, un lavoro insomma impegnativo che sicuramente sarà da vedere. Sì, io invito tutti a venire alle 14 sera e alle 15 mattina a Cianciana a vedere una rappresentazione che è unica, diciamo, nel genere, perché riesce a coinvolgere gli spettatori integrandoli come parte attiva nella rappresentazione. Poi quest'anno abbiamo anche una grande opportunità, quella di avere come regista Gaetano Aronica, che tutti ben conoscete, e sta dando un'impronta, un'innovazione nuova nell'interpretazione della Sacra Rappresentazione Vivente a Cianciana. Un forte valore aggiunto, oserei dire. Sì, stiamo alzando il livello in modo enorme, nel senso che i suoi suggerimenti, la sua direzione artistica e anche la sua regia sta trasformando quindi questa rappresentazione in una rappresentazione molto innovativa, molto moderna, e rendendola attuale con le problematiche che ci sono nel mondo oggi. Un aggancio di Aronica con le sue radici cianciane. Sì, io l'ho definito il ritorno di un ciancianese tra i ciancianesi. Questo è per noi Aronica, perché lo consideriamo ormai uno di noi, parte integrante non solo dei ciancianesi ma anche nella Settimana Santa di Cianciana. Ecco, andiamo a sbirciare tra le varie prove, c'è anche una bellissima signora, se si presenta, cosa sta facendo qui con Gaetano? Io farò la parte di Claudia Procula, la moglie di Pilato. Ecco, che novità quest'anno con la regia di Aronica? Sarà certamente una novità anche nel modo di esporre la tragedia. Sì, sicuramente, ci saranno molte novità, soprattutto la parte della donna. Aronica ha voluto valorizzare la donna nel mondo, la donna messa da parte da sempre, invece sia con Claudia che con Erodiade, la donna che viene fuori, che sta accanto sempre al marito e lo segue e comunque prende le redini a volte delle situazioni. È stato un lavoro impegnativo da quello che ho visto. Sì, molto impegnativo. Che impegna anche oltre 150 scenografi, commedianti, attori, sì, comparse. Sì, impegna almeno 150 persone tra le varie parti che ci possono essere. Sì. Ecco, secondo lei qual è il valore aggiunto che Gaetano dà alla rappresentazione scenica? Tanto il valore aggiunto è lui, per noi questo è grandissimo. Il valore aggiunto è anche rendere attuale una storia che si è vissuta 2000 anni fa. E poi si ritorna dopo 2 anni di Covid, per cui questo è anche un fattore importante. Sì, lo stare fermo per 2 anni ha inciso molto su tutti. E c'è stata sta voglia di ritornare alla normalità e sul palcoscenico. Bene, allora continuiamo questo nostro girovagare, andiamo da Gaetano. Guardate, Gaetano, li ho sentiti. Ecco, mi pare che le ultime ore, le ultime prove per arrivare al rush finale. Il rush finale ormai ci siamo, entriamo, come sai io sto facendo anche altre cose, per cui sono in giro per la Sicilia, ieri Palermo, Cianciana, che ormai, come diceva poco fa il Presidente, è naturalmente il grande ritorno a casa, all'infanzia, alle radici, soprattutto al cuore della Sicilia. E credo che la cosa più bella sia, siccome ci hai colto in, come si dice, in medias res, cioè nel mezzo della nostra prova, la cosa più importante, credo, la risposta sia proprio quello che stavo facendo su Pietro. Io desidero proprio che Pietro rappresenti nel suo momento di unicità, di rapporto con Dio, con Gesù, un momento di solitudine, quella solitudine che l'uomo moderno di oggi deve avere e che cerca per potersi mettere in contatto con qualcosa di spirituale che oggi più che mai riteniamo indispensabile. Senza spiritualità non si va avanti, senza profondità, senza affrontare il mondo anche al di là di quello che vediamo e di quello che rappresenta materialmente. Questa è la grande occasione della Settimana Santa, è per questo che io desidero che Pietro, Gesù, Giuda, le donne abbiano un rapporto privilegiato, speciale con Dio, perché oggi non potremmo più pensare un rapporto del genere, diciamo, in pubblico. Cioè è chiaro che ben vengano le manifestazioni pubbliche, ma sappiamo che
proprio in quelle manifestazioni pubbliche è proprio l'interiorità di ognuno di noi, la spiritualità di ognuno di noi che, come dire, sovrasta qualsiasi massa, e quella viene proprio da un piccolo punto del nostro corpo, che è creatura di Dio e che si può mettere in rapporto soltanto attraverso la meditazione, attraverso la solitudine, attraverso, diciamo così, l'introspezione. Questo è il grande messaggio, la solitudine dell'uomo di fronte alla grandezza dell'universo e alla grandezza di Dio. Questo è un segno importante. Mentre parlo con te do delle indicazioni anche ai miei attori, perché sanno che tengo molto a questo aspetto proprio dell'uomo, l'uomo e Dio. Cos'è oggi? Cosa sono oggi? Qual è il grande rapporto? Questa è la domanda. Grazie. E infatti Pietro è vestito, è coperto, e nel momento in cui le donne lo riconoscono e gli tolgono il velo, ecco che Pietro si ritrova nudo, solo, e proprio istintivamente, automaticamente, come se fosse guidato, seppure dall'errore, dalla fede, si mette in comunicazione con qualcosa di grande, chiedendo il perdono, che è questa grande cosa, il perdono.